Frank aveva pensato di salutare Napoli in estate, ma alla fine è rimasto. Nonostante i tanti volti nuovi arrivati per rafforzare la squadra, lui è rimasto un punto fermo. Conte lo ha reinventato, trasformandolo in un incursore letale. Dove avevamo già visto quella corsa rabbiosa verso la panchina, quel gruppo azzurro impazzito a festeggiare uno sopra l'altro, e lui, Zambo Anguissa, travolto dall'abbraccio dei compagni e dal boato del Maradona. Proprio un anno fa, Frank aveva cambiato il destino di Napoli-Parma con un colpo di testa all'ultimo respiro, ribaltando il risultato e regalando a Conte un successo insperato. Sabato scorso, contro il Cagliari, la scena si è ripetuta. Stavolta con un destro preciso, a pochi secondi dalla fine del recupero. Di nuovo corsa verso la panchina, di nuovo festa sfrenata e un altro urlo di gioia nello stadio. Ormai il Maradona si è abituato ai gol del suo Re Leone. Merito del lavoro di Conte, che ha trasformato il centrocampista camerunese anche in una minaccia costante sotto porta. Mai nella sua carriera Anguissa era stato così decisivo in zona offensiva. 6 gol e 5 assist già alla prima stagione con l'allenatore salentino. E ora punta ancora più in alto, con l'obiettivo di brillare anche nelle notti europee di Champions. Napoli ha ritrovato un uomo chiave e intende blindarlo. È stata esercitata l'opzione fino al 2027, ma sulla scrivania del direttore sportivo Manna c'è già una bozza per un prolungamento fino al 2028, con un ingaggio aumentato come premio fedeltà. Ora che il mercato è chiuso, se ne potrà parlare con calma. Eppure, c'è stato un momento in cui Frank aveva davvero considerato l'idea di andare via. Non tanto per motivi tecnici, ma per una scelta personale, come aveva lasciato intendere il suo entourage, dato che a novembre compirà 30 anni. Cercava un'esperienza diversa, sia sul piano umano che professionale. Ma le offerte ricevute non hanno convinto né lui né il club, che chiedeva una cifra importante per lasciarlo partire. Così ha scelto di restare, comprendendo che il progetto Napoli è più ambizioso che mai. Anche l'arrivo di De Bruyne, che poteva sembrare una minaccia al suo ruolo, si è rivelato un aiuto. Lo ha spinto a ritrovare la giusta concentrazione per riprendersi la guida del centrocampo. Frank è un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Un leader silenzioso ma determinato, capace di motivare la squadra nei momenti difficili. È anche un simbolo di serietà e attaccamento alla maglia. Dopo ogni gol, il suo pensiero va a Daniele, il piccolo amico che lo segue dal cielo. Il nome scritto sul polso, portato in ogni partita, fino a quello scudetto che gli aveva promesso. Ci sono storie che ti legano per sempre un posto, e Napoli è ormai casa per Frank e la sua famiglia. Un anno fa, dopo l'arrivo di Conte, sembrava che la sua avventura in azzurro fosse al capolinea. Ma bastarono 2 parole col nuovo tecnico per fargli cambiare idea. Da allora è diventato il perno della nuova squadra, insostituibile, indipendentemente dal modulo. Che si giochi col 4-3-3, col 4-2-3-1 o col 4-1-4-1, cambia poco. Frank è la mezzala che aggredisce, recupera, costruisce. E quando serve, si trasforma in arma letale sotto porta. Para mais informações, gli azzurri curti se escreva e tiva notificações.